bentrovati, grazie di essere qui presenti, chi da distanza, chi in sala, benvenuti a tutti. Oggi ci troviamo per parlare di legalità di questo progetto che abbiamo attuato nelle scuole superiori di secondo grado a livello di Regione Veneto. Tireremo un po' le fila, quindi racconteremo com'è andata, questo è il primo desiderio. Il secondo è quello di vedere anche un po' in prospettiva come può andare questo cammino, questo percorso che ormai è giunto al quinto anno, portato avanti a seguito della stipula di un protocollo tra sezione del Veneto dell'Albo Gestori Ambientali, tra Union Camere Veneto e Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Questo è il focus del giorno. Io do subito la parola al Presidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo, che ci raggiunge da distante, è già collegato. Prego, il Presidente Massimo Zanon. Buongiorno a tutti, grazie per chi è presente e anche chi è collegato in quella che è per noi ormai una tappa importante che si ripete tutti gli anni e che vorremmo sempre di più che il tema che in qualche modo la Camera in funzione di imprese e chiaramente anche famiglie diventi un tema nella vita di tutti noi di attenzione verso l'ambiente, di attenzione verso anche a chi l'ambiente lo vorrebbe usare per fare del business in senso negativo. Da una parte bisogna cercare di essere attenti a non inquinare, dall'altra parte non lasciare ad altri la possibilità di trovarsi di fronte in maniera criminale a portare a casa delle ricchezze, approfittando magari di utilizzare quello che è oggi sempre di più comunque la necessità di smaltimento di quelle parti che devono essere necessariamente stoccate e messe nelle situazioni giuste e non certamente messe, come qualche volta scopriamo, interrate o peggio ancora in altri siti. Questa comunque è la volontà da parte di tutte le Camere nazionali. Venezia fa la sua parte, ringrazio chi si occupa di questo impegno giornalmente, ma lo facciamo anche come Union Camera, c'è il Presidente Pozza presente che poi interverrà e sicuramente l'obiettivo nostro è unico, che è quello di sensibilizzare sempre di più che l'ambiente che viviamo e frequentiamo non è solamente il nostro di oggi, ma anche per le nostre prossime generazioni. Quindi da una parte far tesoro degli errori già commessi negli anni scorsi, molti anni senza riflettere abbiamo usato senza criterio qualsiasi tipo di prodotto, oggi si cerca di essere più attenti possibili e nello stesso tempo controllare anche creando un minimo di organizzazione che tutto quello che viene in qualche modo usato nel mondo dell'impresa venga utilizzato e poi smaltito nella maniera più giusta. Grazie per la giornata che dedicate a questa riflessione, ma credo sia una riflessione che ci dobbiamo portare tutti i giorni, come un modo di vivere e non certamente come un qualcosa di eccezionale. Grazie. Grazie Presidente Zanon. Ha toccato il tema della sensibilizzazione, questo penso sia veramente il focus dell'attività che abbiamo fatto con gli studenti, perché dico sempre, per riconoscere un fenomeno, per esempio quello della criminalità organizzata mafioso, è importante conoscere, quindi cerchiamo di dare questi strumenti di sensibilizzare e permettere di eventualmente riconoscere un domani in ambito lavorativo o sociale quando dovessero presentarsi queste occorrenze. Do la parola al Presidente Pozza di Union Camere Veneto, che appunto è uno dei partner, dei firmatari di questo protocollo e ci racconterà, gli chiedo le impressioni di tutto questo lavoro fatto nel corso di anni. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto al Presidente Zanon. Direi che si dà continuità al lavoro che già si porta avanti da 5 anni, quindi un consolidamento dell'attività, tra le istituzioni, perché abbiamo qui l'ufficio scolastico regionale, un ruolo importante il Veneto ce l'ha nell'albo gestori ambientali. Il Veneto è una terra molto ricca e essendo una terra molto ricca di imprese e anche di progettualità, ovviamente è appetibile dal malaffare. E noi cerchiamo di far cosa? Di seminare con i ragazzi, che un domani saranno i nostri colleghi imprenditori e professionisti, il germe della legalità, del comportarsi bene, di preservare questo territorio. Lo facciamo con il liceo, le scuole secondarie superiori, che quindi c'è già una maturità nei ragazzi e una coscienza. Viviamo un momento particolarmente, direi,
positivo, nel senso che il Veneto è motivo di tanti cantieri in questo periodo. Abbiamo le Olimpiadi, il PNR, infrastrutture già in cantiere senza tutti questi progetti, e quindi c'è sicuramente un'attenzione da parte di chi vorrebbe fare affari non rispettando le regole. Però le istituzioni ci sono, noi ci siamo come Camere di Commercio, il Veneto è da parecchio tempo che segue questi progetti della legalità, ogni Camera in maniera particolare la tara al proprio territorio, e Venezia, avendo la sede dell'Albo Gestori Ambientali, ovviamente ha anche questa specificità legata all'ambiente, che è un tema che non si discute solo da noi, si sta discutendo un po' in tutto il mondo di questo. Io vengo da una conferenza in Messico delle Camere Italiane all'estero che presiedo, e lì il tema era proprio l'ambiente. E quindi questa sensibilità del mondo dell'impresa, del mondo dell'economia ha una sua valenza. E noi come ente camerali stiamo cercando di far sì che questo tema sia un tema ben recepito dai nostri giovani. È recepito perché, come dicevo, l'ambiente, se si conserva bene, soprattutto il nostro Veneto, parlando di bellezze noi ne abbiamo tante, no? Architettoniche, ambientali, e quindi dobbiamo mandarle a chi, trasmetterle alle future generazioni, e lo si fa se si ha una coscienza, però non tutti hanno una coscienza, e le istituzioni servono anche a presidiare il territorio, a combattere ovviamente questo malaffare che è una piaga per il nostro paese quando si inserisce, perché sappiamo che non è più come una volta, ma adesso il malaffare si insedia con i colletti bianchi, con professionisti, e quindi è ben preparato. Però anche noi siamo ben preparati, perché come detentori dei dati delle imprese il sistema camerale può dare alle istituzioni tutti quegli elementi per leggere cosa succede all'interno di un'impresa, e noi lo facciamo con delle convenzioni già in essere con prefetture, questure, guardia di finanza, cioè tutti i soggetti preposti al presidio del territorio. Ma a fianco a noi, come dicevo, abbiamo anche altre istituzioni, nel caso specifico abbiamo un'associazione libera che sappiamo, Don Ciotti, quant'è che combatte questo, e quindi una delle associazioni più importanti in tema di legalità che ci pregia di essere a fianco nostro. E l'investimento che noi facciamo è anche un investimento di tipo economico, perché queste attività hanno ovviamente dei costi, e quindi il sistema camerale che deve promuovere il territorio ha anche dedicato e dedica una parte delle risorse proprio su questi temi, perché come dicevo non basta solo fare bella impresa o bei prodotti, ma bisogna lavorare in un contesto di serenità e un contesto di legalità. Il mio ringraziamento va al presidente Ciro Martin, presidente dell'Albo Gestori Regionali, che come dicevo è un fiore all'occhiello per il sistema camerale Veneto, ma non solo per il sistema camerale Veneto, l'Albo Gestori Regionale Veneto è anche un motivo di orgoglio a livello nazionale. Quindi noi auguriamo ai ragazzi che ovviamente hanno un'opportunità unica, perché questo programma vede, questo progetto, anche delle visite all'interno, delle esperienzialità all'interno del nostro sistema, e quindi gli fa anche assaporare e vedere e capire come si lavora in mente come il sistema camerale proposto allo sviluppo del territorio. Io ringrazio ovviamente tutti quanti gli operatori di questo progetto, che è, come dicevo, 5 anni, ma è un progetto che sicuramente oltre al 2023 avremo modo di continuare, come dicevo prima, a sviluppare di più. Grazie ancora. Grazie Presidente Pozza. Giustamente il tema, diciamo, io chiamerei un investimento questo che facciamo verso gli studenti, verso i giovani, veramente in maniera trasversale su un tema, quello della legalità, che devo dire anche ai fini della tutela del mercato è proprio nel DNA del sistema camerale e delle camere di commercio. In tema di regole, adesso do la parola subito al Presidente Ciro Martin, Presidente della sezione del Veneto dell'Albo Gestori Ambientali, che ci racconterà, farà capire il ruolo della sezione a livello regionale, che impatto ha anche nella regolazione del mercato. Sì, grazie Andrea. Cercherò di essere il più sintetico possibile, perché le cose da raccontare sulla sezione sarebbero veramente molte, soprattutto perché
è molto spesso una sconosciuta nell'ambito, diciamo così, sia dal punto di vista della cittadinanza sociale, ma anche delle imprese stesse, se non quelle addette ai lavori. E in Veneto le addette ai lavori sono circa 15.000. Teniamo presente che il Veneto, come ha detto il Presidente Pozza, è una regione molto ricca di imprese, e quindi si parlano, andiamo intorno a 450.000 imprese in Veneto e solo 15.000 teoricamente si occupano di rifiuti. È un dato che a noi già sembra un pochino, diciamo così, non del tutto attendibile, perché siamo abbastanza convinti che ce ne siano 15.000 che si occupano del trasporto del rifiuto. Pensiamo solo alle imprese edili, quasi tutte trasportano il proprio rifiuto e quindi quasi tutte dovrebbero essere iscritte alla sezione. Io non credo lo facciano molto spesso perché vogliono lavorare nella legalità, molto spesso non ne sono neanche a conoscenza, perché diciamo così, non è recente questo obbligo sicuramente, però non è costantemente, diciamo così, divulgato, e molto spesso si pensa che il residuo di una lavorazione non sia un rifiuto. A volte non lo è, ma molto spesso lo è. E quindi rischiando anche parecchio, perché il trasporto illegale di rifiuti è punito con una sanzione penale, con ritiro dal mezzo, quindi sono anche sanzioni, diciamo così, piuttosto elevate. E noi cerchiamo di diffonderlo in tutte le sedi e in tutti i luoghi per poter arrivare a diciamo così, a un allargamento della base, definiamola associativa, definiamola di iscrizione, anche perché uno dei nostri compiti è anche quello di fare formazione a queste imprese, perché essendo un albo, come un po' tutti gli albi professionali, al loro interno hanno anche la formazione, cosa che noi facciamo costantemente, con convegni di vario tipo, con seminari di vario tipo, sia online sia in presenza. E devo dire, e Andrea un po' è qua, perché spesso è uno dei relatori, con presenze piuttosto elevate, cercando di farlo in tutti i modi possibili, attraverso le sezioni di categoria quando ce la facciamo, con risposte a volte non del tutto positive, e questo un po' ce ne dispiace, poi intervenendo invece direttamente dove abbiamo risposte e partecipazioni estremamente elevate. Però molto spesso riguardano le imprese che sono già iscritte, noi vogliamo cercare di raggiungere anche le non iscritte. E sembrerà forse troppo, diciamo così, un pensiero troppo lungo, e lo facciamo e vogliamo farlo attraverso i ragazzi delle scuole superiori, perché un domani potranno essere i nuovi imprenditori che si occupano di rifiuto, come potranno essere delle imprese che non si occupano di rifiuto ma fanno trasportare e raccogliere il rifiuto da qualcun altro. Ed è un dovere, secondo me, che abbiamo sia come sezione, ma è stato detto anche dai due presidenti di Camera che mi hanno preceduto, delle Camere stesse, e ringraziamo Libera per l'appoggio che ci dà in questo protocollo che è fondamentale, e quindi Union Camere. Però volevo dire che questo incontro che noi facciamo costantemente con i ragazzi ha uno scopo, oltre a quello di diffondere la presenza della sezione, ma soprattutto di diffondere l'etica di svolgere l'attività imprenditoriale, che è fondamentale di questi tempi e che credo sia uno anche dei dogmi delle Camere di Commercio, perché le Camere di Commercio devono diffondere la buona imprenditoria, devono continuamente sostenerla. È stato detto che si fanno degli investimenti economici, certo che sono stati fatti degli investimenti economici, in particolar modo dall'Albo, che ha un bilancio. Tenete presente che l'Albo è un ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ambientale e della Sicurezza Energetica, si chiama adesso, mi sembra, detto giusto, perché ogni tanto si cambia nome, quindi potrei confondermi. E quindi attraverso delle delibere dell'Albo nazionale proposte dal Veneto arriva a finanziare anche questo tipo di attività, che sono delle attività particolari, e quindi è vero che sono finanziate dall'Albo, sono sostenute dalle Camere di Commercio, ma in realtà sono le imprese stesse che indirettamente investono in questo settore. Questo non bisogna mai dimenticarlo, sono le imprese che pagano i diritti alla Camera o all'Albo e che poi decidono attraverso dei loro rappresentanti, in questo caso l'Albo, la Camera di Commercio di Venezia e l'Union Camere Veneto, di investire nella scuola, investire nell'educazione, diciamo così, dell'imprenditoria di domani, cosa che non si può assolutamente trascurare. Il Presidente Pozza diceva che gli organi ispettivi hanno molta fame di dati. Ecco, teniamo presente che l'Albo raccoglie tutti i dati dei trasporti attraverso e poi li mette a disposizione delle autorità attraverso quello che è chiamato l'FDA, la fruibilità dati Albo, in modo tale che tutti gli organi di controllo vi possano accedere. Ma
in maniera estremamente evoluta, perché basta che fotografino la targa di un mezzo e sanno immediatamente se quel mezzo può trasportare rifiuti, quale tipo di rifiuti può trasportare, se ha l'autorizzazione in regola, qualsiasi il percorso ha la visura immediatamente in linea. Quindi estremamente veloce. Però poi secondo me il cerchio si chiude con le camere di commercio, perché le camere di commercio hanno il MUD, hanno il RAE, quindi i rifiuti elettrici, e poi quindi, giusto? E anche le batterie, l'FS gas, ce ne sono tantissimi, è un po' complicata la storia, infatti anche noi diciamo che dovrebbero un pochino semplificare la normativa. Però abbiamo tra le camere e la sezione il patrimonio totale del transito e della gestione del rifiuto in Italia. Ecco perché stiamo diventando un punto di riferimento, e un punto di riferimento che dobbiamo assolutamente in qualche modo rendere utile a queste nuove imprese, perché la sensibilità e soprattutto, diciamo così, come possiamo dire, la particolarità di questo settore, per non usare altri termini facilmente in qualche modo percorribili da attività illegali, deve essere tutelato, come è già stato detto, dalle Camere di Commercio, perché hanno dati estremamente importanti e estremamente sensibili che, se messi a disposizione delle forze dell'ordine, a volte possono aiutare a prevenire. E soprattutto l'attività che noi vogliamo sicuramente divulgare e continuare con il mondo scolastico, soprattutto nelle scuole superiori, ma forse non solo, attraverso questi, diciamo così, eventi di impatto che sono dovuti a queste testimonianze e anche alle rappresentazioni teatrali, cioè un modo diverso per parlare ai ragazzi. Molto spesso non lo facciamo noi, perché per parlare ai ragazzi bisogna essere dei professionisti, non degli improvvisati. Un bravo imprenditore non è detto che sia un bravo comunicatore, e quindi dobbiamo fare delle scelte che abbiamo fatto investendo sia tempo delle persone, che ringrazio perché molte delle persone delle Camere lo fanno a titolo volontario, questo tipo di attività che è quasi, perché prima dobbiamo fare bene la sezione dell'albo, quindi i provvedimenti. Tenete presente che facciamo 15.000 provvedimenti l'anno, quindi più di 1.000 provvedimenti al mese, rilasciati tutti nei tempi, quindi uno sforzo enorme, grazie anche a un'organizzazione direi quasi perfetta di questa sezione. E quindi mi auguro che questo progetto venga ben accolto, ma mi hanno detto di sì dall'ufficio regionale, continui a svilupparsi e continui ad avere il sostegno di Libera e di Union Camere e della Camera di Venezia, perché sono sostegni estremamente importanti. Vi ringrazio. Grazie Presidente Martini, è un auspicio che penso ci associamo assolutamente tutti nella prospettiva, ecco, di continuare e migliorare, perché è quello che abbiamo cercato di fare sin dall'inizio quando nacque questo progetto. Do la parola subito a Marco Lombardo, referente veneto di Libera, chiedendogli di raccontare, ecco, il suo punto di vista sull'attuazione di questo progetto, alla luce dell'impegno che c'è stato anche per quest'anno, che ci ha visto impegnati veramente abbiamo seguito 119 classi, come ho segnato il numero elevato, 28 istituti diversi a livello di Veneto, ecco, quindi di diverse province. Prego Marco Lombardo. Sì. Buongiorno a tutti, io Innanzitutto vorrei ringraziare Union Camere e l'Albo Gestori Ambientali che insieme a noi partecipano a questo percorso, e anche all'Ufficio Scolastico Regionale che ci ha sempre accompagnato e sostenuto in questa nostra iniziativa, che ha una sola finalità dal nostro punto di vista, che è quella di permettere ai ragazzi di poter fare delle scelte consapevoli nel corso della loro vita adulta. Perché il fenomeno mafia è un fenomeno che è presente nel nostro territorio, in ambito economico, ma non solo, ma è un fenomeno che purtroppo è poco conosciuto, sia circa l'esistenza, sia anche quelli che sono i caratteri di presenza delle mafie nel nostro territorio. E questo è purtroppo frutto di una incapacità diffusa del nostro territorio, non soltanto regionale ma nazionale, di far fronte a una vera presa di posizione rispetto ai rischi e le conseguenze e le motivazioni per cui questo fenomeno criminale, seppur oggetto di attenzioni e di repressione da parte delle forze dell'ordine, continua ad essere presente da più di un centinaio d'anni. Perché è un fenomeno che non è soltanto legato a una criminalità spiccia, ma è legato anche a una criminalità economica, ma è anche legata a una sorta di affascinazione circa il ruolo del mafioso, il ruolo del criminale, di colui che si rende
partecipi di una lotta contro un sistema per obiettivi che sono marcatamente personali, ma che vengono spiegati, narrati con modalità diverse, che lo rendono affascinante. Molti ragazzi che noi abbiamo incontrato nelle scuole, anche in quest'anno scolastico, hanno avuto certamente un interesse, ma anche un approccio provocatorio rispetto al tema, perché si sono posti dicendo: ma il mafioso fa quello che piacerebbe fare anche a me. È una persona realizzata, anche qui capiamo cosa vuol dire realizzata, è una persona che ha un suo seguito, è una persona che fa quello che vuole. Anche questo è narrazione di uno stereotipo che è falso, perché la maggior parte dei mafiosi sono persone povere, non soltanto culturalmente, ma anche economicamente. Cioè fare il mafioso non rende economicamente, se non per i capi, per i vertici delle associazioni criminali, che sono un numero esiguo rispetto alla platea di chi si rende disponibile a partecipare nell'azione criminale delle mafie. E il mafioso, spesso i ragazzi non sono in grado di distinguerlo dal criminale comune. Mi ha fatto sorridere l'esempio che ha fatto uno studente di una scuola superiore tecnica, dicendo che secondo lui i membri della Audi gialla erano un gruppo criminale mafioso. Oppure il soggetto che va a spacciare fuori dalla scuola è il mafioso. Chi fa le truffe per il bonus 110 è il mafioso. Quindi c'è anche un'incapacità di capire che differenza c'è tra una criminalità economica comune e una criminalità mafiosa che è presente in questo territorio. Questo è già una prima difficoltà che noi abbiamo nell'approcciarci con i ragazzi, perché dobbiamo ricostruire insieme a loro un identikit di quello che può essere l'eventuale mafioso e far capire loro che il mafioso c'è in questo territorio, ma non necessariamente viene da Corleone, da Reggio Calabria, da Napoli o da Foggia. Perché questo è un fenomeno che nel corso dei decenni ha attecchito anche autonomamente nel nostro territorio. Se parliamo della banda di Felice Maniero, quello è un esempio plastico di criminalità mafiosa, ma che non viene vissuta come mafiosa da chi quel territorio lo vive, da chi quelle persone le ha conosciute, perché erano persone che magari nel colloquio con i consociati magari si presentava bene. Quindi c'è anche questa capacità di mostrarsi in maniera diversa da quella che si è, facendo leva su quelle che sono le criticità del sistema economico-giuridico del nostro territorio, per dire: guardate che noi facciamo questo perché siamo costretti a fare questo, perché questa è la risposta che noi diamo, noi non vorremmo fare così. Questo ce lo dicono anche i ragazzi rispondendo ai questionari, no? Sulla loro percezione delle mafie e del fenomeno mafioso. Quando, ad esempio, una fetta di studenti, non soltanto del Veneto, perché questo è un questionario che abbiamo fatto con gli studenti di questo territorio, ma i dati che abbiamo sono relativi a un'inchiesta, indagine che abbiamo fatto a statistica nel 2018, i dati sono parametrati e sono simili un po' in tutto il territorio, dove dicono che si diventa mafiosi per bisogno di lavoro e di difficoltà economiche. Questo lo dice il 32% dei ragazzi, quindi quasi un terzo. Altri dicono che si diventa mafiosi per voglia di sentirsi potente oppure per desiderio di facili guadagni. Alcuni per proteggere la propria famiglia. Quindi tutti, diciamo, danno una giustificazione quasi scusante di una scelta di tipo criminale che queste persone vanno a fare. E queste sono una delle ragioni per le quali sconfiggere il fenomeno mafioso risulta più difficile che di altri fenomeni, perché chi vive in un territorio non è in grado di astrarre dal rapporto con la persona e la cordialità che ci può essere nel rapporto con una persona, anche se è criminale e mafiosa, e quello che questa persona fa e rappresenta a livello complessivo nella sua azione criminale. Noi pensiamo che il mafioso è colui che si arricchisce, ma non capiamo che si sta arricchendo ai nostri danni. È colui che aiuta a fare determinati traffici illegali, ma non capisce che c'è un precipitato nel contesto sociale dove noi ci troviamo, e questo non aiuta a
far capire ai ragazzi quello che è in realtà il rischio di una società sempre più penetrata da vicende mafiose e corruttive. Quindi l'azione che noi proviamo a sviluppare nel corso di questo percorso è di svelare. Noi non diamo necessariamente una risposta a una soluzione, perché questo non è un tema che può essere affrontato con risposte facili, però dobbiamo instillare l'interesse e il dubbio e mettere i ragazzi nella possibilità di poter approfondire nei loro contesti, che sono scolastici, che sono di famiglia, che sono di amici, che sono in ambito economico quando lavoreranno, vicende che permeano la loro vita senza che loro purtroppo se ne rendano conto. Gli studenti che abbiamo incontrato in questi anni non sapevano che in Veneto c'erano processi per mafia, non sapevano che in Veneto ci sono beni immobili sequestrati alla mafia, non sapevano che settimana dopo settimana ci sono provvedimenti di interdittive antimafia che le prefetture emettono contro società ritenute legate o di appartenenza alle mafie. E quindi gli mancano le basi per leggere quella che è la situazione attuale e vivono nell'immaginario di un criminale, persona comunque di interesse, veicolata da fiction, libri, che certamente sono importanti, ma che però se non fanno parte di una galassia di informazioni, ma risultano essere l'unica informazione che i ragazzi hanno, veicolano poi messaggi sbagliati. E quindi è importante che tutti insieme capiamo in radice questo fenomeno e cerchiamo di creare una controcultura che è l'unico vero argine al penetrare delle mafie e a far sì che il cittadino del domani riesca a fare quello che noi oggigiorno non siamo riusciti a fare. Grazie. Grazie a Marco Lombardo, questo è sicuramente l'auspicio e voglio dire il tema di sensibilizzare, ritorno la parola che ha usato il Presidente Zanon, quindi far drizzare le antenne, essere in grado di riconoscere è sicuramente fondamentale. Ringrazio anch'io, ci tengo a ringraziare la dottoressa Angela Riggio, che è dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che ci ha accompagnato, devo dire, sin dall'inizio, nel tempo e anche adesso nel lancio della nuova edizione di questi, per l'anno scolastico 2023-24, di questi percorsi in tema di legalità, economia e ambiente, perché con consigli ci hanno aiutato a sviluppare al meglio e a proporre, a presentare al meglio questo percorso. Quindi la ringrazio molto per il supporto, per essere qui oggi e le do subito la parola. Grazie. Grazie, sono io che ringrazio tutti voi per questo invito. Sono state dette già tante cose molto importanti per quanto riguarda la scuola. Sicuramente l'ufficio scolastico regionale è stato vicino a questa iniziativa e continuerà ad essere vicino anche per il prossimo anno scolastico, nella consapevolezza che il tema della legalità in senso ampio, ma forse se vogliamo il tema della legalità economica e della consapevolezza dell'esistenza del fenomeno mafioso nel contesto economico e non solo economico, rappresenta un focus particolarmente importante per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e sia per, come è stato detto, quegli studenti che si approcciano in qualche maniera anche al mondo del lavoro, no? Perché magari frequentano degli istituti che sono già diciamo l'anticamera di un'attività lavorativa in campo imprenditoriale, per cui sono ancora molto giovani però già proiettati nel mondo del lavoro, sia per tutti gli altri studenti che comunque vivono, come è stato detto correttamente, all'interno di un contesto che molto spesso non conoscono o rispetto al quale non hanno una sufficiente consapevolezza. Per cui il concetto di legalità economica, per come viene sviluppato da questo percorso, è estremamente interessante. Noi come ufficio scolastico
regionale abbiamo addirittura un ufficio che è dedicato al supporto delle istituzioni scolastiche sul tema della legalità, per cui siamo molto, molto felici per quello che possiamo di supportare, di promuovere nelle istituzioni scolastiche questo percorso. Però siamo felici perché ci crediamo in questo percorso, quindi non perché così in maniera formale o comunque istituzionale abbiamo questo ruolo. Ci crediamo e mi sembra che le iniziative che si sviluppano per il prossimo anno scolastico abbiano anche un valore aggiunto, cioè quello di dare la possibilità anche agli studenti di vivere un'esperienza in situazione, no? Quindi i giochi di ruolo, cioè che cosa significa quando un'organizzazione mafiosa si avvicina ad un imprenditore, quali modalità utilizza, quale linguaggio, quali sistemi diciamo corruttivi, no? Che apparentemente però non sono assolutamente corruttivi. Quindi i ragazzi e gli studenti hanno sicuramente bisogno di questo tipo di supporto e questo tipo di indicazioni. Non possiamo pensare che soprattutto in una regione come il Veneto, no? Che è una regione che è apparentemente lontana da questi scenari e quindi i ragazzi giustamente hanno una conoscenza che si basa su le informazioni che gli provengono dai social, che provengono dalle serie TV, che è un'informazione assolutamente errata e assolutamente fuorviante, è un'informazione diciamo letteraria che ha qualcosa di ben diverso da quella che è la realtà. Per cui mi sembra veramente un progetto importante che continueremo ovviamente a seguire e a supportare con questo obiettivo che ci vede tutti uniti a questo tavolo, anche se proveniamo da amministrazioni diverse, svolgiamo attività diverse, però siamo tutti uniti da questa finalità, e cioè quella di rendere il più possibile le generazioni future e rendere oggi consapevoli di un fenomeno che esiste e di quanto sia importante seguire la strada della legalità come innanzitutto percorso di crescita personale che poi portiamo nella nostra vita quotidiana, nel nostro lavoro. Grazie. Grazie, è proprio così, sì, l'auspicio anche questo di aiutarli a crescere, assolutamente. Volevo condividere 2 informazioni relativamente al progetto che stiamo lanciando, questa quinta edizione che proporremo grazie all'aiuto dell'Ufficio Scolastico Regionale a tutte le scuole del Veneto, e avremo un percorso articolato in 6 incontri che le scuole sceglieranno a quali aderire, a quali partecipare in base agli interessi. Si parlerà dei fondamenti della libera economia, quindi capire come dovrebbe funzionare il mercato correttamente e come si muovono gli operatori in questo mercato, il ruolo delle camere di commercio, avendo a mente gli strumenti conoscitivi che tutelano l'imprenditore anche nei rapporti con i terzi, quindi che strumenti ci sono per imparare a conoscere e approfondire, ecco, prima di fare affari, stipulare contratti con qualcuno. Quindi c'è tutta una serie di banche dati di supporto, la crescita imprenditoriale in specifiche realtà territoriali, dove portiamo anche di chi come dire, ha vissuto sulla propria pelle il contatto con la realtà criminale e mafiosa, ha detto di no, sono messaggi molto molto forti anche di testimoni che possono raccontare la propria esperienza di imprenditori, ecco, che hanno vissuto in questi territori. Fare impresa rispettando l'ambiente, questo è un tema più legalità sposato al tema ambientale, che è sempre di interesse prioritario, quindi abbiamo il focus sull'albo gestori ambientali, cosa significano queste regole che vanno condivise tra tutti, perché nascono, perché ci sono questi paletti che vediamo spesso come vincoli, in realtà tutelano noi tutti, perché il rispetto all'ambiente è per tutti, e tutelano gli operatori che lavorano correttamente, e anche un ambiente come focus sulle ecomafie. Ecco, questo è il percorso completo, oltre a iniziative facoltative, per esempio giochi di ruolo, visita a un bene confiscato, o addirittura presenziare a qualche udienza per reati mafiosi, che sono attività queste facoltative a libera adesione delle scuole che vengono realizzate col supporto di Libera. Vorrei anche condividere no, prima devo un attimo solo. I numeri della quarta edizione, eccoci qui,
Vi ho già accennato, abbiamo avuto 2600 studenti, 119 classi, 28 istituti, 5 province diverse, un totale di 64 incontri organizzati, di cui 10 conferenze e spettacolo, quindi un impegno per articolare in maniera proficua al massimo modalità diverse di fruizione non solo frontali, coinvolgimenti anche diversi, cercando di comunicare al massimo e far passare questi messaggi ai nostri ragazzi. Abbiamo chiesto agli insegnanti di condividere, per raccontarci come è andata questa quarta edizione. Abbiamo somministrato un questionario relativamente al primo incontro, quello che vedete sul tema dell'economia. Ecco, abbiamo fatto 3 incontri, abbiamo proposto, i numeri danno un po' il senso del gradimento, sì, 91%, 75-100%, quindi veramente dal punto di vista dei docenti che li hanno proposti, molto rispondenti, ecco, rispetto alle tematiche che si volevano portare. Vedete, i fondamenti di libera concorrenza, il ruolo delle Camere, la crescita imprenditoriale in particolari contesti. Quindi siamo stati assolutamente soddisfatti dal risultato che ci hanno riportato i docenti che hanno aderito e promosso. L'interesse anche degli studenti, secondo i docenti, è molto alto. Io ho fatto un po' il conto, siamo oltre al 90%, quindi il feedback vivo, ecco, dopo gli incontri che ci hanno trasmesso, ci dà veramente, ecco, soddisfazione, e speriamo di ripartire, ecco, da questi dati così buoni. Sul tema ambiente, anche qui avevamo 2 incontri, sono stati proposti, il 100%, ecco, ha espresso una soddisfazione tra buono e ottimo, quindi anche qui direi l'obiettivo è stato adeguatamente centrato, con un interesse degli studenti tra il buono e l'ottimo pari anche al 100%, quindi assolutamente soddisfacente. Quest'anno abbiamo chiesto anche un feedback agli studenti direttamente, in realtà lo facevamo, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, però qui sviluppando un questionario con l'aiuto di Libra ben più articolato. Veramente avevamo una quarantina di domande, io ne estrapulo 2 o 3 per dare proprio una prima lettura. Secondo te la mafia è, abbiamo chiesto a questi studenti, e vedete un fenomeno che esiste anche in Europa, il 75% lo riconosce, e tutto sommato, a mio parere, si dimostra rotto il cliché che vedeva questa correlazione tra determinati territori e il fenomeno mafioso. Qui addirittura esiste anche in Europa, è veramente prioritario, oltre che esiste anche nel resto d'Italia. Quindi oltre il 90% lo vede come un fenomeno non collegato a una singola realtà territoriale, ma ben più ampio. Anche sul tema che differenza c'è tra mafia e criminalità comune, l'86% dice sì, sono 2 cose diverse. Poi magari da vedere come si è tradotto, o ritengono di sapere che sono cose diverse. Poi, come giustamente diceva Marco Lombardo, stando nello specifico, magari un singolo comportamento criminale viene sempre visto come mafioso, e quindi da capire le ragioni e i criteri, ecco, per cui loro riescono secondo loro a distinguere tra i 2 fenomeni. Cosa ne pensi della mafia? Qui abbiamo un bel 58% che vede un impegno di tutti, perché qui il pronome è quello del noi. Tutti noi dobbiamo impegnarci per combatterla. In secondo luogo il 15% è i magistrati e le forze dell'ordine devono impegnarsi per combatterla. Quindi riguarda principalmente tutti questo fenomeno, e l'impegno deve essere di tutti. Interessante il tema: quali fattori sociali spingono una persona ad entrare nelle filiere della mafia, nelle file della mafia. Il primo, le difficoltà economiche di lavoro, 47%, il secondo è la famiglia e l'ambiente. Lo accennava prima Marco Lombardo proprio puntualmente su questi 2 temi, quindi il primo è quasi un condizionamento sociale, da un certo punto di vista l'ambiente mi porta quasi non ci fosse una scelta. Il secondo è un condizionamento di tipo economico. La prospettiva migliore dal punto di vista economico è quella di aderire alla criminalità organizzata per avere evidentemente un benessere economico maggiore. Questa è la risposta, e si ricollega veramente in maniera molto puntuale alle sottolineature che sono state fatte. Qual è la motivazione individuale più importante? Qui vediamo che c'è il bisogno di lavoro, difficoltà economiche, e il desiderio di facili guadagni, ancora una volta rafforza quanto visto poc'anzi. E
chiudo con il tema invece, abbiamo visto sulla percezione, abbiamo visto le ragioni in queste poche slide, ultimo approfondimento è quello sulla fiducia, verso chi guardano gli studenti, per chi gli dà più fiducia, ecco, in questa lotta contro la criminalità mafiosa. I funzionari dello Stato, qui abbiamo innanzitutto i valori da 1 a 5, dove 5 indica la massima fiducia e 1 il più basso. E vedete, nei funzionari dello Stato il 36% è nel valore 3, quindi è come dire, un valore neutro, non esprime né sfiducia né fiducia, e un 28% quindi nel valore 2, quindi tutto sommato possiamo parlare tra neutralità e sfiducia, ecco, la freccia va verso il basso. Invece molta fiducia viene data, lo vedete dai valori, verso gli insegnanti e la scuola, quindi penso che il lavoro che è in corso... Non potevano esprimersi diversamente, secondo me, visto l'ambito. Ma devo dirvi, lo dico... Anche se l'hanno fatto in forma anonima. Sì, volevo dirlo. Volevo dirlo, è assolutamente in forma anonima, è stato fatto, sì, e non veicolato, sottolineo, dai professori, dalle scuole, quindi c'era un link a parte che abbiamo predisposto, assolutamente estraneo alla scuola, quindi non ha influito nelle pagelle, nei voti, diciamo così. No, quello che fa pensare però è il primo sullo Stato, sui funzionari dello Stato. Questo vuol dire che non c'è, bisogna lavorare molto su questo. Cioè, perché se un ragazzo non riconosce a chi è preposto alla tutela, no, veramente è preoccupante. Sul punto, se posso dire una cosa, qui in Veneto purtroppo nel corso degli anni si è verificata una non capacità perfetta da parte delle forze dell'ordine e della magistratura di capire e affrontare il fenomeno. Questo di fatto in parte è una cosa che chi ha vissuto in determinati contesti territoriali ha percepito, anche in maniera molto spiccia. A noi è stato riferito tante volte, ma io sono andato da quella forza dell'ordine a dire questa cosa e mi ha detto fatti i fatti tuoi, queste sono persone difficili, sono persone pericolose, è meglio che tu fai a meno di segnalare. Quindi purtroppo questo, che è una dinamica che magari è più legata a una presenza delle forze dell'ordine nei paesi, però viene vissuta direttamente o indirettamente da un contesto sociale e familiare. Quindi purtroppo anche questa incapacità a livello di forze dell'ordine, magistratura, soggetti istituzionali a affrontare questo fenomeno è stato anche percepito da chi questo fenomeno lo stava vivendo e non ha trovato un sostegno e un aiuto. Vi racconto anche un'altra cosa per farvi capire, no? Una dirigente scolastica ci ha raccontato di aver fatto una segnalazione alle forze dell'ordine per episodi di bullismo legati a estorsioni all'interno del contesto della scuola, con omertà, e quindi hanno fatto questa segnalazione per un fenomeno molto grave. E a distanza di un anno la funzionaria non aveva avuto un feedback da parte delle forze dell'ordine, ma non è perché le forze dell'ordine non stanno operando, è perché le forze dell'ordine di fatto poi non tengono delle relazioni con il soggetto segnalante, a meno che non ci sia una capacità anche umana da parte di quel funzionario di poter trasmettere l'informazione. Quindi c'è il rischio che in questo caso la dirigente si sia sentita o si senta abbandonata in una situazione in cui magari abbandonata non è, perché le forze dell'ordine stanno procedendo. Quindi c'è tutto un sistema di concause, c'è tutta una serie di concause che purtroppo rendono anche una sorta di sfiducia magari immeritata, ma che però creano questa incapacità di capire che c'è effettivamente un aiuto, ma che questo aiuto ha dei tempi per arrivare. Quindi forse questo tutto insieme aiuta. Comunque, sulla quotidiana, ho visto i giornali questa mattina in maniera veloce. Il comandante della Polizia Municipale di Venezia che è preso dallo sconforto. Cioè, la riforma Cartabia dice 2 soli ne abbiamo arrestati di borseggiatori e altro.
Cioè, questo è un segnale che i giovani recepiscono. Quindi anche quando si mette mano a una riforma bisogna mettere la mano con una certa coscienza, con un certo spirito, perché se questi sono i risultati, veramente come fa un giovane a aver fiducia? E qui va alla politica questo, ovviamente. Però è drammatico che sentire quanta gente è stata fermata, dice non vale più la pena fare la denuncia perché tanto troppa... Vabbè. Bene. Diamo spazio alle domande per i nostri ospiti, sia per chi ci è collegato a distanza, sia per chi è in sala. Prego. Sì, buongiorno, sono del Gattino. Buongiorno. No, allora immagino che anche per la prossima edizione saranno coinvolte scuole, insomma, delle diverse province del Veneto. E da quanto ho capito, rispetto all'anno scorso, ci sarà la possibilità anche di scegliere se partecipare a questi giochi di ruolo. Ecco, cosa che mi sembra che l'anno scorso non ci fosse, per cui forse diciamo ci saranno esperienze più pratiche, per cui quest'anno, diciamo, rispetto all'anno scorso, cercherete forse di rendere gli studenti più attori di quello, delle situazioni che vengono innestate in questi sistemi sostanzialmente di corruzione. Allora, sì, devo dire una precisazione. Già quest'anno abbiamo proposto qualche attività facoltativa, per esempio, lo potrà dire Marco Lombardo, dove avete accompagnato gli studenti, ve lo racconterà adesso. Quindi l'avevamo già proposta per la prima volta nella quarta edizione che si è appena chiusa. Quindi c'è già stata questa attività facoltativa, adesso la riproponiamo qui in bella evidenza per dire che possibilità ci sono, perché abbiamo visto che all'interno del programma, insomma, le scuole dedicare queste ore non sono poche, è veramente un impegno e serve il docente che proprio ci metta del suo, ci creda e spenda delle ore per affrontare queste tematiche. Però abbiamo visto che molto interesse ci ha rafforzato e abbiamo detto proponiamo anche qualcosa in più. A titolo facoltativo, chi ritiene, per esempio, vedere i beni confiscati, che è un tema su cui noi insistiamo molto perché non si sa che esistono, nei beni confiscati spesso nascono attività imprenditoriali che riguardano i giovani, perché i comuni dovrebbero metterli a bando e spesso sono i giovani più sensibili quelli che intervengono, creano un'azienda, in qualche forma si organizzano per dare una nuova vita, e spesso è una forma di recupero anche sociale, perché capite, un bene sequestrato a un mafioso, che in taluni casi per esempio sono dei semplici garage, in taluni casi sono attività economiche, bar e quant'altro, quindi restituire alla comunità dal punto di vista dell'immagine è come dire la legalità, ecco, che ha il sopravvento e riesce a sostituire quell'attività criminale, quindi è molto forte, e poi un riscatto sociale in generale per tutta la popolazione che ha vissuto in quel luogo, un messaggio fortissimo, e spesso si innesta l'imprenditorialità giovanile, quindi dal nostro punto di vista è un interesse ancora maggiore questo. Sì, quest'anno noi abbiamo accompagnato alcune classi del Veronese a seguire il processo Taurus. Okay. E, in quelle circostanze abbiamo trovato una grande disponibilità del collegio, tanto che i presidenti e i giudici a latere, finite le udienze, si sono fermati per un'ora e mezza oltre l'orario dell'udienza per parlare solo con i ragazzi. Quindi c'è stato proprio uno scambio, una spiegazione. Già i ragazzi erano stati preparati in parte, però ovviamente la prima volta che si arriva in aula si capisce come funziona, si sentono i testimoni, si vedono degli imputati a fianco a loro. E qui abbiamo trovato la disponibilità appunto del collegio di rispondere alle domande, fermarsi, dialogare con loro con una modalità anche molto, molto bella, perché non c'era una distanza tra magistrato, in questo caso finita l'udienza, e ragazzi. Quindi questo è stata un'esperienza che poi i professori ci hanno anche segnalato come arricchente.
Abbiamo accompagnato anche 2 classi a seguire un'udienza qui in Aula Buncaramestre, e alcune classi hanno deciso di far organizzare il gioco di ruolo, e il gioco di ruolo è strutturato nel costruire una dinamica imprenditoriale dove ogni gruppo di studenti interpreta un ruolo che è dell'imprenditore sano, dell'imprenditore criminale, del mafioso, del pubblico ufficiale, e hanno modo di fare delle scelte durante il gioco. Se, spiegate in maniera semplice, l'entropia dell'attività criminale supera un determinato livello, il gioco finisce immediatamente perché il banco è saltato. Quindi i ragazzi capiscono come le scelte che vanno a fare nell'attività di gioco di fatto non sono legate soltanto alla loro specifica attività, ma anche alla funzionalità del gioco stesso, cioè come incide negativamente o positivamente, e come quando l'equilibrio si è saltato definitivamente il gioco sia finito. Quindi diciamo che questa è un'esperienza che noi andiamo a far fare dopo che si è sviluppato il percorso, in maniera tale che i ragazzi abbiano già avuto modo di affrontare questi temi nel corso degli incontri frontali e non, e poi si dà la possibilità di provare a mettere a sistema quello che hanno imparato. È semplicemente un espediente tra i tanti che sono possibili, quello che noi proviamo a portare, perché è un tipo di attività che abbiamo elaborato direttamente noi nel corso degli anni, e quindi la stiamo portando soprattutto in contesti scolastici. Grazie. Se vedo da distante non ci sono segni di quesiti, io ringrazio veramente tutti i partecipanti, grazie a voi che ci avete raggiunto qui, grazie a chi si è collegato, grazie a tutti. Grazie.